Sono quasi 3 milioni, 2 milioni e 900 mila per l'esattezza i veneti che riceveranno la tredicesima nelle prossime settimane. I primi saranno 1 milione e 200 mila pensionati, seguiti poi da quasi 1 milione e 700 mila dipendenti privati e pubblici. Ma la pandemia ha ridotto persino le tredicesime. Quest'anno l'importo complessivo delle gratifiche natalizie ammonterà a 2 miliardi e 700 milioni di euro, circa 300 milioni in meno rispetto alla somma pagata nel 2019. Il Covid purtroppo ha alleggerito le tredicesimi di tanti dipendenti del settore privato italiano. Dall'inizio dell'emergenza, infatti, almeno 6 milioni e mezzo di lavoratori sono finiti in cassa integrazione e molti di questi a 0 ore. Questa situazione non ha consentito a tante persone di maturare il ratio mensile che definisce economicamente la gratifica, alleggerendone quindi l'importo finale di circa 100 euro per ogni mese di indennità ricevuta. Le tredicesime più leggere incideranno inevitabilmente sugli acquisti di un periodo che faceva la parte del leone nei fatturati di molte attività commerciali. Con meno soldi a disposizione e tanta sfiducia che assilla le famiglie italiane, gli acquisti di Natale rischiano di subire una contrazione fino al 15%. Se l'anno scorso la spesa complessiva ha sfiorato i 10 miliardi di euro, quest'anno potrebbe scendere a 8,5-9 miliardi, una riduzione che rischia di penalizzare soprattutto le botteghe artigiane e i negozi di vicinato che faticano a reggere la concorrenza sempre più spietata del commercio online. Oltretutto la merce invenduta innesca una situazione di difficoltà non solo per i commercianti, ma anche per le imprese manufatturiere, che a fronte delle mancate vendite sono costrette a ridurre la produzione e in prospettiva anche l'occupazione.